Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso. Siamo finalmente tornati, lo possiamo dire. Ricomincia la stagione di futsal, ricomincia Palermo Futsal Club. Oggi contro l'Atletico Monreale. La Fiora che sta guardando e inizia anche la sfida. Corsino controlla col sinistro e poi Lucchese. La freschezza di uno dei giocatori più interessanti. Nicchia scambia Cignani e Rinicella è presente. Tallonato da Amici, poi Cignani, bello il dribbling su Passananti, Cignani calcia ancora e non trova la porta, non la tocca Rinicella, ma ancora pericoloso il Palermo, pericoloso ancora Cignani. Libera Nicchia che può calciare sul destro, Nicchia, Rinicella ancora una volta, la butta lontano, però il Palermo Futsal Club gioca bene. Amici apre per Corsino, prende in pieno Nicchia, poi può parecchiare verso Bongiovanni mezzo e poi la tocca Gianluca Corsino, si presenta così al suo nuovo pubblico e poi l'esultanza con i compagni, ma che palla di Nicchia, poi l'esultanza verso la telecamera. 1-0 Corsino, qui la scivola Nicchia, non inquadra la porta, ottimo per innescare Bongiovanni, il taglio dentro Nicchia, cosa da Nicchia, Rinicella, che parata. Bongiovanni, aggancio non perfetto, sbaglia tutto, qui in aria, San Martino! E calcio ancora Amici! E San Martino si supera questa volta. Palla lunga per Nicchia, Baucina forse col braccio! E qui rompe la porta Baucina! Si chiedeva una spinta, ma anche un tocco con il braccio. Non c'è nulla per il direttore di gara ed è 1-1 Atletico. Il Palermo a fare la partita nella prima frazione. Castelluccio salta tutti, Castelluccio mette dentro ancora, Castelluccio cosa ha combinato, è sgarlata, gliel'ha ripassata ed è 1-2, è partito benissimo l'Atletico Monreale. La Fiora, capitano Lucchese, finta contro vita, va sul mancino, Fabio Lucchese si presenta anche lui così col piede debole, palo gol, forse però Rinicella avrebbe potuto e avrebbe dovuto fare di più. 2-2 Amici, e poi la tocca prima la Fiora, poi Pisani vuole il dribbling per la giocata, poi calcia Rinicella, bella qui la giocata di Cignani che per la terza volta la palombella per Corsino che prende in pieno l'avversario, poi Nicchia e poi la palla rimane lì con Sgarlata che ha salvato letteralmente un gol. Corsino calcia anche lui, Rinicella, ma che partita, tanti anni di differenza. Baucina, bella palla per Sgarlata, Baucina e questa sì che era una bella giocata da parte dell'Atletico che al momento subisce dal Palermo, però quando si accende Baucina si accende proprio la squadra. Che l'errore di Lucchese che poi forse commette fallo, si continua, Castelluccio e Polizzi fa una gran parata, e Mancino lo vuole, la spisa Castelluccio ed è 2-3, lo fa ancora, è partito dalla panchina ma adesso dà tante risposte a mister Ciortino. Chinnici apre per la Fiora, Rinicella si vuole girare Castelluccio sulla Fiora, Castelluccio apparecchia la spesa, Polizzi e poi a porta vuota sbaglia Castelluccio, però il Palermo a volte ha dei blackout clamorosi, apparecchia delle parti della Fiora che guarda la porta ma sul mancino Rinicella, Chiara non lo serve, va dalla Fiora che aggancia, la Fiora appoggia, Bongiovanni, Rinicella salva tutto, poi Chinnici ancora. Amici, la schisa di Chiara, non mette la Rinicella, la Fiora è tornato, subito la Fiora anche in Serie C1 continua a segnare, ma che palla al ribatto di Chiara, 3-3, l'ha ripreso il Palermo, devono mancare 30 secondi, la Fiora col petto, Lucchese e la palla non entra veramente per un soffio, ma che palla di la Fiora oggi, quasi gliela ruba la schisa ancora e finisce qui la partita 3-3, ma che gara abbiamo visto, bellissimo incontro tra Palermo Futsal Club e Atletico Monreale che finisce con il risultato di 3-3.